Ma domani partiremo per Madrid, dove ci sarà l'inaugurazione del Fogolar Furlan di Madrid, poi proseguiremo per Montevideo, dove ci saranno gli 80 anni della Famè Furlane, e ci trasferiremo poi a Buenos Aires. E lo scopo in questo caso è non solamente rinsaldare i rapporti con i nostri friulani nel mondo, ma anche cercare di capire quali collaborazioni si possono instaurare. Tutto pronto per la missione del Sistema Friuli in Argentina. Dal 24 gennaio al 4 febbraio il comune di Udine con il sindaco De Toni guiderà una delegazione, a cui si unirà anche la regione, per rafforzare i legami con la comunità friulana. Andiamo sostanzialmente per mettere le basi per double degree, per accordi anche sui profili professionali. Andiamo a Resistenza, dove ogni anno il sindaco ci invita, perché è stata fondata da friulani ben 150 anni fa, e quindi sarà un modo per ribadire, diciamo, la nostra vicinanza. L'Università di Udine punta al riconoscimento reciproco dei titoli di studio e a nuovi scambi tra studenti. Reciproca conoscenza, noi la chiamiamo terza missione, e un esempio classico ormai ben consolidato nella nostra regione è questi corsi estivi che sono coordinati dalla professoressa Bombi, che portano ogni anno una quarantina di figli, eredi, nipoti di emigrati dal Sud America, per conoscere le varie realtà, i posti e i luoghi, la cultura da cui sono partiti i loro avi. Udine e Resistenza rinnovano il loro legame. Il 31 gennaio sarà siglato il nuovo patto di amicizia a 48 anni dal primo accordo. Insieme a Confartigianato, Confapi e Cosef, la missione aprirà nuovi canali economici e tecnologici. Nei prossimi anni vivremo una grossa crisi dal punto di vista della reperibilità di manodopera, e quindi benvengano queste iniziative del Comune, della Regione, del mondo associazionistico, che unitamente ha condiviso questa progettualità e questa esigenza e l'ha messa a terra con questo viaggio in Argentina. E vorremmo anche, perché no, offrire quello che può essere una condizione di futuro, sia nel settore della formazione, dell'impresa, del lavoro, anche a quelli e ai tanti giovani argentini, sperabilmente discendenti, che magari trovano nel viaggio opposto un'opportunità per la loro vita, come fecero gli emigranti tanti anni fa.